L'obiettivo è ambizioso: valorizzare la verdura e la frutta prodotte nel Veneto, puntando sulle loro componenti salutistiche e sulle tecniche produttive. A questo mira il progetto della Regione Veneto dal titolo Vero Veneto. A Zero Branco, nella sede di Oppo Veneto, sono stati presentati i suoi contenuti. E qui si è preso in considerazione, si è voluto dare un taglio un po' diverso rispetto al solito, le solite caratterizzazioni. In questo caso si è caratterizzato il prodotto non solo dal punto di vista estrinseco, quindi dalla forma, dal colore, ma anche, anzi soprattutto, quelle che sono le caratteristiche intrinseche, quindi fondamentalmente le caratteristiche collegate ai principi nutrizionali dei prodotti, individuando, allora, per prodotto, quelle che sono le caratteristiche nutrizionali che più li caratterizzano questi prodotti stessi. Produrre bene cibi che fanno bene, questo in sintesi ciò che Vero Veneto vuole fare. L'attenzione è concentrata sulle possibilità di una ortofrutticoltura sostenibile attenta alla biodiversità, tematiche già da tempo care a Oppo Veneto. Il progetto è una caratterizzazione sia qualitativa dei prodotti ma che dell'ambiente dove vengono coltivati ed è un progetto pilota, forse il primo in Europa, che potrà portare a valorizzare in senso innovativo le produzioni ortofrutticole venete. Crediamo in questo aspetto, abbiamo condiviso con la Regione strumenti e metodi appunto per misurare la biodiversità nel contesto agricolo. Il progetto Vero Veneto dedica un capitolo anche alla comunicazione. È prevista una campagna di informazione rivolta alle diverse tipologie di operatori e ai consumatori. E quindi l'azione di comunicazione di questo progetto ha l'importanza fondamentale, perché traduce in un messaggio che dovrà essere poi portato al mondo esterno, e quindi target sono i consumatori, il plus di questi prodotti. Per cui la campagna di comunicazione che si chiama già definito Vero Veneto Buona Terra Non Mente, farà questo, comporterà il messaggio di salubrità nutrizionale, salubrità ambientale, e la offrirà al consumatore, che in base a questo quindi lui sceglierà, come sta facendo, e lui alla fine la potenza del mercato è quello che muove tutto, è quello verso cui noi ci dobbiamo muovere tutti insieme. Oltre al web, la campagna di comunicazione coinvolgerà la grande distribuzione organizzata attraverso l'installazione di corner informativi nei punti vendita. Grande attenzione anche al mondo della scuola. Il programma didattico prevede visite in aziende agricole, un concorso tra le classi e un pacchetto formativo anche per gli insegnanti.